in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un finanziamento concreto che va a coprire sino al 40% delle somme spese e sino a un massimo di 300.000 euro per rafforzare la competitività e la crescita del tessuto artigianale isolano. Un bando regionale sulla legge 949 concepito sulla base delle richieste fatte negli anni scorsi, che dovrebbe dare risposta a circa 1.500 imprese del settore. Nel presentare l'intervento, l'assessore Cucureddu lo ha definito il più importante sostegno all'artigianato messo in campo dalla Regione. Sono disponibili anche 550.000 euro in conto interessi che probabilmente saranno ulteriormente incrementati con la prossima manovra finanziaria, che serviranno a dare sostegno e supporto a coloro che hanno fatto investimenti negli ultimi 20 mesi. Investimenti che vanno dall'acquisto dei capannoni o dei negozi sino alle scaffalature, gli arredi, il software e le azioni di marketing, con l'eccezione delle scorte e le merci. Possono accedere ai contributi esclusivamente le imprese del comparto artigianale con sede operativa in Sardegna che hanno effettuato investimenti supportati da un finanziamento concesso da banche, confidi intermediari finanziari e società di leasing, con spese sostenute nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. I finanziamenti o locazioni finanziarie devono essere correlati temporalmente all'investimento e avere un importo nominale inferiore al 10% del contributo complessivo. Il contributo è soggetto alla regola del de minimis, secondo la quale il beneficiario non può usufruire, nell'arco dei 3 anni precedenti la data di concessione dell'aiuto, di interventi economici complessivi superiori a 300.000 euro. Il bando scadrà alla fine di luglio. Si tratta di circa 35 milioni di euro suddivise in 4 diversi bandi. Un primo bando è stato già pubblicato e sarà possibile presentare le domande già da domani. L'obiettivo è quello di sostenere uno dei comparti più importanti della nostra economia. L'artigianato oggi ha attive 30.000 imprese per complessivi 64.000 addetti. È un comparto in crescita, certo non in crescita forte come il turismo, che ha numeri davvero impressionanti rispetto al resto d'Italia, però è un comparto che comunque cresce costantemente, sia in termini di fatturato che in termini di imprese e di addetti. Dobbiamo sostenere gli investimenti, lo facciamo con una misura
per la prima volta abbiamo innovato che finanzia sino al 40% degli investimenti realizzati nei 2 anni precedenti, ma per la prima volta finanzia anche investimenti per il futuro. Questo fa sì che non andiamo a sostenere solo le imprese già esistenti, ma andiamo a stimolare la nascita di nuove imprese, con una particolare premialità per 3 tipologie di imprese: quelle giovanili, quelle femminili e quelle che si insediano o hanno una sede operativa nelle località con meno di 5.000 abitanti, quindi va nel senso dell'azione antispopolamento. Tutte e 4 le misure hanno questi 3 obiettivi trasversali: imprese femminili, imprese giovanili e norme antispopolamento, e le altre 3 misure sono il finanziamento del passaggio generazionale, che è il momento estremamente critico per la vita di un'impresa, l'apprendistato, e quindi l'inserimento di giovani che apprendano una professione complessa come quelle artigianali, che richiede tempo, manualità, anche talento sicuramente, e poi l'altra misura molto importante che sta avendo notevole successo è quella del finanziamento dei cosiddetti patentini, delle certificazioni. Sapete che per l'artigianato, così come avviene per l'agricoltura, l'Unione Europea recentemente ha istituito gli IGP, le identificazioni geografiche protette, e quindi bisogna creare processi molto complessi per certificare i prodotti, che so io, il tappeto di Mogolo piuttosto che il cestino di Castelsardo, piuttosto che la ceramica di Assemini e così via. Quindi aggregazioni di imprese, processi lunghi che noi finanziamo sino al 100% qualora vadano a buon fine. Ma poi ci sono anche tutte le altre certificazioni, che sono le SOA per poter partecipare alle gare, le patenti necessarie per poter guidare automezzi, patenti nautiche, patenti automobilistiche, eccetera eccetera. All'interno del settore artigianale così ampio c'è anche l'aspetto dell'artigianato artistico, a cui speriamo di poter dare risorse attraverso la ricostituzione dell'isola, quindi vogliamo dedicare azioni estremamente specifiche. È chiaro che l'artigianato è uno degli elementi, l'artigianato artistico, identitari di un popolo, e quindi si lega fortemente all'offerta turistica. Chi ricerca identità insieme all'ospitalità, autenticità, esperienze, ricerca anche prodotti artigianali. Lo stiamo vedendo soprattutto con il mercato americano, che chiede questo genere di prodotti, questo genere di esperienze. I dati che abbiamo sino a maggio segnano ancora il segno più, però diciamo che i grossi numeri si fanno adesso, da giugno a settembre. Nei prossimi giorni daremo qualche numero, adesso ancora non c'è quelli di maggio. Diciamo che abbiamo toccato l'anno scorso un record difficilmente replicabile rapidamente, perché i 20 milioni di presenze ce l'avevamo posti in 5 anni. Siamo arrivati a 21 milioni e 900 mila con gli ultimi dati, e con una crescita del 15,6%, la crescita media in Italia è stata del 2%, e 6 regioni sono andate col segno meno, quindi siamo di gran lunga la regione che è cresciuta di più. Tutte le vicende legate agli annullamenti, alla guerra del Golfo e così via ci fanno immaginare che potremo toccare i 20 milioni, ma forse non battere il record, anche se i dati che abbiamo sino a maggio segnano ancora il segno più, però diciamo che i grossi numeri si fanno adesso, da giugno a settembre. Inaugurato a Selargius SAS, il Salone dell'Artigianato Artistico della Sardegna, che ha l'obiettivo di mostrare la visione più innovativa, creativa e talentuosa dei maestri artigiani dell'isola. Per la prima volta, oltre 50 maestri isolani convivono in uno spazio in cui i manufatti dialogano tra loro all'interno di una location speciale, Casa Cara. Nato sotto il patrocinio della Fondazione Pulli, Regione Sardegna e Comune di Selargius, il Salone è un'esperienza multisensoriale che porta nuova consapevolezza del valore dell'artigianato artistico sardo.
con Marcello Muro, direttore artistico del Salone Arte e Artigianato della Sardegna. Che edizione è questa? L'edizione del battesimo, diremo, nel cuore della città di Selargius. Beh, intanto è il primo Salone dell'Artigianato Artistico della Sardegna, che parte proprio qui a Selargius che è già patria di artigianato, di antichi mestieri, e quindi non è un caso. È un progetto che nasce da un grandissimo sogno mio personale, che in qualche modo interseca il sogno che ha sempre avuto Aquas, l'associazione appunto che ha prodotto il Salone, e che quindi ha dato vita a questa nuova dimensione dell'artigianato artistico. Come l'ho pensata? Intanto l'ho pensata dialogando fortemente con il luogo che ci ospita, ovvero Casa Cara, un luogo di grande storia, di grande identità, e quindi ha in qualche modo comportato una serie di riflessioni di tipo strutturale, di tipo anche storico, identitario dell'immobile stesso, e ne è scaturito questo dialogo, questo racconto che ho organizzato appunto mettendo in contatto gli artigiani e i loro manufatti tra di loro e loro stessi in dialogo con l'ambiente che li ospita. Con che cosa però? Con una fortissima visione molto moderna e innovativa dell'artigianato artistico della Sardegna, che possa in qualche modo dare al visitatore che entra qui dentro un'esperienza completa. Cioè... Con noi abbiamo osservato, visitando le varie stanze, che tanti diversi artigiani appunto dialogano tra loro, sono ospiti della stessa esposizione. Ecco, è un qualcosa di voluto? Con che spirito avete scelto i vari artigiani all'interno della stessa location? Allora, lo spirito è volutissimo, perché la direzione artistica ha in mano esattamente le sorti, no? Di quello che viene messo poi in essere, e quindi io vengo appunto da precedenti direzioni come quelle di Mogoro o di Artigiani in Mostra di Olbia, e qui ho voluto dare, per battezzare questa prima edizione, dare proprio una chiave di lettura completamente nuova, il dialogo, come dicevo prima, tra di loro, il dialogo con la location, quindi la dimora, e diciamo che noi non abbiamo fatto una selezione, noi abbiamo aperto le adesioni a tutti gli artigiani in maniera tale che questa prima edizione potesse segnare davvero un nuovo faro per gli stessi, in maniera tale che in qualche modo li facesse arrivare da noi, e per comprendere che stiamo dando vita ad veramente un nuovo percorso per l'artigianato artistico. Lei ha usato un termine molto preciso, visitatore. Ecco, chi è l'utente tipo? Che utente si aspetta? Il salone è stato inaugurato da poco. Lei ha idea di un collezionista, un turista che porta via un souvenir particolare di grande pregio, un acquirente funzionale? Che tipo di visitatore attende? Il nostro visitatore è assolutamente eterogeneo, noi attraiamo tutti, e quindi dalle persone di Selargius, ai locali, ai sardi, i croceristi. Siamo aperti assolutamente a ogni tipo di pubblico, proprio perché il Salone vuole dare questo tipo di messaggio. L'artigianato artistico ha oggi una nuova dimensione, un nuovo spazio, e dialoga in maniera moderna con loro. Con Roberto Pulli, quando si parla di artigianato artistico, il marchio Pulli non può mancare. Ecco, voi vi occupate anche di proporre dei laboratori anche ai giovanissimi. Ecco, come cogliete la sfida di sfruttare l'innovazione, però essendo fedeli alla grande tradizione Pulli? Certo. Allora, noi, appunto, come diceva, facciamo soprattutto scuola, quindi organizziamo corsi sia... Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi-A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi-A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nuova Toyota Aygo Cross Hybrid da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una divulgazione. Però bisogna andare avanti, perché solo credendo in questi progetti si può creare qualcosa di interessante. Noi siamo, come artigianato, siamo apprezzati in tutto il mondo comunque, proprio perché abbiamo un fermento molto molto intenso nella creatività. Poi questo progetto, io sono il presidente dell'associazione Aquas, che è appunto organizzatrice di questo salone, e il nostro intento era proprio quello di riportare innanzitutto l'artigianato artistico sardo alle porte di Cagliari, perché Cagliari è la porta del Mediterraneo, col suo porto, aeroporto, quindi ci mette in contatto col Mediterraneo. E, insomma, questo è il nostro intento, di avere con questa edizione un inizio di un discorso che verrà ripetuto negli anni successivi. Il Salone Artigianato Artistico della Sardegna si svolge all'interno di Casa Cara a Selargius, una dimora dove ogni anno a settembre c'è il matrimonio selargino, si celebra il matrimonio selargino. Quindi tutte le sale sono state artisticamente adibite ad accogliere 57 artigiani che tra di loro comunicano e si mischiano grazie al nostro direttore artistico Marcello Moro. Quindi una grande comunicazione. Il tuo messaggio qual è? I tuoi manufatti cosa raccontano in questo contesto comunicativo? Ma i miei manufatti, come sempre, vogliono raccontare la Sardegna. Oggi, tra le altre cose, ho portato un nuovo pannello con una nuova idea di raccontare la Sardegna sempre a modo mio, naturalmente, non solo attraverso le fotografie, come già si è visto, attraverso le mie borse che già tutti conoscono, ma l'intento è quello di raccontare anche quello che c'è all'interno di tutta la Sardegna. Quel pannello che io ho portato parla della Gallura e delle cave di granito. In giro per il mondo, ma poi raccontiamo una Sardegna dentro le nostre mura. Ecco, una sfida in più è quella di unire la tecnologia, l'innovazione alla tradizione. Che sfida è per te? Ma l'idea è quella sempre di uscire al di fuori della Sardegna, come dico sempre, perché la Sardegna deve essere conosciuta al di fuori ma sotto altre vesti, e noi artigiani dobbiamo rappresentarla al meglio e veramente ci impegniamo molto. C'è un tuo manufatto, una tua creazione che porti particolarmente nel cuore?
La mia borsa, la Chilivani, che è quella che tutti vogliono, perché è la prima che io ho realizzato, alla quale ho dato questo nome, e che ha creato poi lo slogan "Per chi viaggia sardo", e ricorda le borse che si usavano ai primi Novecento, delle diligenze, quindi sembra una borsa di un dottore, ed è fatta di tanti dettagli, tanto lavoro e tanta dedizione. Michele, le tue opere i tuoi manufatti sono delle piccole opere d'arte. Con che spirito te ne privi vendendola? Perché l'artigiano non è un semplice commerciante. Faccio fatica, molta fatica, infatti lo dico anche a mia mamma no, ma dai, no, io veramente ogni volta è come se fosse parte di me, però faccio queste cose anche per venderle, non solo per poi collezionarle. La cosa che mi piace di più è entrare in contatto con i miei clienti e poi guidarli in un percorso, perché loro mi chiedono qualcosa di personalizzato, quindi passo passo poi realizzo, sulla base di quello che poi loro vedono, un qualcosa che è solo per loro, esclusivamente per loro. Questo mi lusinga molto. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nuova Toyota Aygo Cross Hybrid. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È stato presentato il report comparativo Isole d'Europa, Isole del Mediterraneo, insularità, politiche e sviluppo,
curato dall'Istituto di Ricerche Economiche di Acli Sardegna e dal Comitato regionale Emigrazione e Immigrazione. Il report colloca la nostra isola all'interno di un confronto sistematico con 9 realtà europee: Creta, Sicilia, Malta, Cipro, Corsica, Baleari, Canarie, Madeira e Azzorre, analizzando 5 dimensioni strutturali: demografia, istruzione e occupazione, economia e coesione sociale, sanità, settori produttivi. L'analisi si inserisce in un contesto istituzionale di assoluta novità. Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha adottato le prime strategie dedicate alle isole e alle comunità costiere dell'Unione Europea, aprendo una finestra politica senza precedenti. La Sardegna emerge come realtà caratterizzata da significativi ritardi strutturali, invecchiamento demografico tra i più accentuati d'Europa, bassa qualificazione del capitale umano, povertà monetaria elevata, ma anche da segnali di convergenza parziale e da risorse territoriali ancora largamente inutilizzate. Il rapporto include inoltre un approfondimento sulle conseguenze socio-economiche del cambiamento climatico nelle isole europee e mediterranee, con particolare attenzione alla Sardegna come laboratorio di vulnerabilità e adattamento insulare. La ricerca che abbiamo condotto paragona o compara la Sardegna con le altre isole del Mediterraneo. Da quanto è emerso abbiamo una fotografia di una Sardegna fragile rispetto alle altre isole. Infatti dal punto di vista demografico e da quello socio-economico si trova in un momento di difficoltà. Tuttavia, grazie a questo report possiamo riuscire a capire attraverso politiche e strategie quali mosse possono essere attuate per poter contrastare questa fragilità. Il report che presentiamo oggi arriva in un momento molto importante per le isole dell'Unione Europea. Sono state infatti approvate 2 importanti strategie. La prima è la strategia per le isole e l'altra è la strategia per le comunità costiere, proprio pochi giorni fa, il 10 giugno. Questo significa che l'Unione Europea ha preso consapevolezza che le isole presenti nel Mediterraneo e lungo tutte le coste europee hanno delle caratteristiche peculiari che devono essere tenute in considerazione ogni qualvolta si fanno delle misure o si promuovono delle iniziative o delle politiche. Ed è la prima volta che si dà un ruolo così importante alle isole. Quest'anno rispetto allo scorso anno ci siamo concentrati su un tema diverso. Lo scorso anno erano i trasporti, quest'anno il cambiamento climatico. E questo perché la gran parte delle isole dell'Unione Europea soffrono le conseguenze del cambiamento climatico, in particolare nel Mediterraneo. Vediamo che le previsioni che sono state fatte da vari team di ricercatori ci dicono che in futuro le conseguenze sull'economia saranno molto rilevanti, sia in agricoltura che sul turismo, e ci sarà una perdita del PIL che si aggirerà attorno al 7%. È importante analizzare le buone pratiche, ma soprattutto confrontarci con le altre isole europee. Abbiamo iniziato da alcuni anni come Acli della Sardegna a siglare dei protocolli, ma soprattutto a collaborare su molte tematiche. Pensiamo al tema dell'istruzione, dell'ambiente, il tema dei trasporti, e vogliamo in qualche modo andare avanti in questa direzione, e soprattutto nei prossimi mesi abbiamo in programma di organizzare una conferenza ancora più allargata per discutere alcune tematiche strategiche per lo sviluppo, ma soprattutto per la risoluzione dei problemi che ci portiamo avanti da tanto tempo. La Sardegna può fare tanto sul capitale umano, in particolare può investire sicuramente anche nell'attrazione di nuovi talenti, penso ai ricercatori, quindi agli accordi che potrebbero fare le università, anche ipotizzando dei percorsi di accoglienza e di integrazione di nuovi studenti nelle nostre università, ma anche nei corsi di specializzazione. Ma soprattutto potremmo attivare dei percorsi interculturali con gli istituti superiori, con l'ITS, che ovviamente possono dare delle specializzazioni specifiche in alcuni settori importanti
importanti per lo sviluppo dell'isola, ma soprattutto dobbiamo investire sull'abbandono scolastico. La Sardegna purtroppo da diversi anni registra questo gap negativo rispetto alle altre regioni europee, siamo agli ultimi posti appunto, e dobbiamo reinvestire sia sulla formazione professionale, cercando di non lasciare nessuno indietro, nessun giovane, nessun ragazzo che non continua gli studi superiori, e allo stesso tempo dobbiamo creare un sistema anche di mentor, di tutor che possano accompagnare i nostri giovani in tutto il percorso curriculare. Quindi pensare anche al fatto che ci siano delle persone che aiutano gli stessi studenti ma anche le famiglie nella scelta del percorso ottimale di studi, ma soprattutto poi il collegamento tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo delle imprese, perché a noi un altro aspetto negativo che viviamo nella nostra isola è soprattutto questo. Superando queste difficoltà potremo sicuramente anche trovare quella forza lavoro che manca, e soprattutto colmare quella differenza che noi registriamo anche rispetto ad altre isole del Mediterraneo. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
La scienziata del giorno diventa un catalogo di storie, immagini e approfondimenti. Presentato a Cagliari il progetto divulgativo di cultura della scienza. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Scienza Società Scienza nell'ambito del Cagliari Festival Scienza e curata da Carla Romagnino e Maria Del Zompo, nasce con l'obiettivo di valorizzare il contributo femminile alla ricerca scientifica e di renderlo più accessibile al pubblico. Siamo con la professoressa Carla Romagnino, ideatrice dell'evento. Ecco professoressa, come oggi raggiungiamo in qualche modo l'apice di 20 anni, si può dire, di Festival delle Scienze a Cagliari, cosa raccontiamo stasera? Stasera raccontiamo di questo progetto che è stato iniziato nel 2023, è un progetto che voleva mettere in evidenza il fatto che il talento non ha genere, è uguale per gli uomini e per le donne. Purtroppo le opportunità invece sono diverse e quindi noi da un po' di anni abbiamo deciso di interessarci del tema della parità di genere nella scienza e quindi abbiamo anche ideato questo fatto che ogni giornata del festival, dal 2023 a oggi, anche al prossimo festival che si terrà a novembre, sia dedicato a una scienziata. Da qui è nata la mostra, è nata questa mostra che ha avuto successo, ce l'hanno richiesta in vari eventi culturali e quest'anno siamo riusciti a pubblicare il catalogo delle scienziate, delle biografie. C'è una scienziata che ha un posto particolare nel suo cuore di ricercatrice? Beh, tra le 15 scienziate che ho particolarmente curato per il catalogo ce ne sono tantissime, ma il mio cuore è soprattutto per Marie Curie, perché è stata una donna eccezionale che ha avuto tantissime difficoltà, non poteva studiare nella sua Polonia, ha fatto un viaggio terribile, è andata a Parigi, era poverissima. Ha studiato nelle biblioteche pubbliche perché non aveva praticamente una casa con la luce che le permettesse lo studio e da lì poi ha preso 2 premi Nobel, l'unica persona che ha preso 2 Nobel per 2 discipline differenti, per la fisica e per la chimica. Quindi è veramente leggere la sua vita, la sua storia è un fatto che apre il cuore e dice beh, ce la possiamo fare. A chi serve una giornata come quella di oggi? Serve innanzitutto alle ragazze che si devono iscrivere all'università e serve per dimostrare che volere in molti casi è potere. Cioè bisogna anche affrontare le cosiddette materie STEM, quelle scientifiche, perché ci sono donne anche di un secolo fa che hanno combattuto delle lotte per loro, anche per noi, e sono arrivate là dove forse era inimmaginabile. Serve ancora combattere, ma il luogo principe dove si possa fare questa battaglia è sicuramente l'università, sono sicuramente i luoghi dove si studia. Quindi una giornata come quella di oggi che celebra le scienziate, molte delle quali in tutto il mondo sono state belle che dimenticate, invece bene fa l'università e le associazioni a ricordare queste donne che hanno aperto delle strade importanti a tutte le altre. C'è una bella notizia che è appena arrivata e noi siamo croniste e diamo anche le notizie di attualità. Il report 2025 Global Media Monitoring Project, che è lo studio più longevo e più prestigioso al mondo che si occupa della presenza in ottica di parità di genere nei media di tutto il mondo, sia media tradizionali che media digitali, questo ultimo report ci dice che la presenza delle donne come esperte e come quindi scienziate nei media è aumentata fino al 30%. Noi veniamo da un dato bruttissimo dell'anno nero del Covid del 2020, quando le donne erano rappresentate come esperte al 12%. Quindi questo è un ottimo risultato che dobbiamo consolidare, che dobbiamo far crescere, e questo certamente è grazie alle iniziative come quella di oggi e come quella di Giulia Giornaliste. Con la professoressa Maria Del Zompo, che è una figura del tutto iconica ancora in Sardegna per quanto riguarda il mondo delle scienze e delle scienze femminili, perché parlare è ancora d'attualità parlare di divulgazione scientifica nella fattispecie femminile.
Ma io direi che più che femminile è per parlare di scienza e far capire a noi stessi e a chi ha il piacere, la voglia e l'entusiasmo di ascoltarci o di leggere il libro che la scienza è anche femminile, e questo soprattutto per le giovani generazioni, per fare in modo che non ci sia quel timore o quelle false credenze di pensare che siccome c'è un genere femminile che non è adatto alla matematica, alla fisica, all'informatica. Come dico spesso io in inglese, noi beruso. E noi qua cerchiamo di dirlo col libro, dove affrontiamo vari aspetti di questo mondo della scienza che si può coniugare benissimo anche al femminile. Con quale criterio sono state scelte le singole donne per il vostro catalogo? Ma queste sono l'idea della professoressa Romagnino. Inizialmente abbiamo pensato Nobel, poi abbiamo pensato paesi magari più difficili, no? Perché aspettare scienza africane è qualcosa che non ti immagini che possa accadere. Adesso cambieremo un po', poi siamo andati verso italiane, poi qualche figura sarda. Adesso andremo più facilmente verso sarde italiane per poi riaprirci al mondo internazionale. E sono sempre, ogni anno c'è un argomento che decidiamo di seguire e scegliamo da lì le scienziate, soprattutto pensando al livello e al fulcro della loro ricerca. Lei viene dal mondo dell'università, quindi è dopo chiederle questo. Questo è il periodo dell'anno in cui tante ragazze, tantissime ragazze sarde si accingono a scegliere l'università. Ecco, facciamo un appello: perché scegliere una disciplina scientifica? Ma dunque, ragazze e ragazzi, intanto scegliete l'università e intanto scegliete quello che vi piace, per favore, perché quello che vi piace lo farete bene e non sarete mediocri. Dopodiché, se c'è un dubbio, ma forse la scienza non fa per me, ecco, quello è l'aspetto che dovete evitare. La matematica, l'informatica, la fisica, la chimica, l'ingegneria, sono tutte materie assolutamente alla portata del genere femminile, se vi piace anche fare una sfida con voi stesse e col mondo che vi circonda, anche perché, per esempio, all'Università di Cagliari sono molte le iniziative che sostengono le scienziate al femminile e le ricercatrici al femminile e le studentesse al femminile, per cui l'importante è iscrivetevi all'università. Il Festival della Scienza a Cagliari lo facciamo da 19 anni, con un format molto simile da un anno all'altro. 3 anni fa, nel 2023, abbiamo deciso di dedicare ciascuna giornata del festival ad una scienziata che avesse dato dei grandi contributi alla scienza, ma senza averne ricevuto grandi riconoscimenti per questioni di genere, per questioni di difficoltà, insomma, per le donne ad affermarsi sempre, e quindi ogni giornata del festival è stata dedicata a questo. L'anno successivo invece abbiamo dedicato ciascuna giornata ad altre scienziate che in questo caso invece hanno avuto un ben riconoscimento di premio Nobel, qualcuna come Marie Curie addirittura 2 premi Nobel. E l'anno scorso, il terzo anno, invece, essendo il centenario della meccanica quantistica, abbiamo dedicato ciascuna giornata a una fisica che si è occupata di meccanica quantistica. E siccome era anche il centenario di Nereida Rudas, la giornata inaugurale è stata dedicata a lei. Insomma, quindi poi alla fine è diventata una mostra, nel senso che questi pannelli che crescono di anno in anno ormai stanno costituendo una mostra, e quest'anno continuerà. In questi 19 anni, ecco, Aldo Cannas, lei è un matematico, c'è una figura aspirazionale, una donna a cui è legato per vari motivi più di un'altra? Mirzakhani, che ho qui alle spalle, è sicuramente una delle donne che preferisco. È una donna iraniana, bravissima, vinse già i premi da studentessa, partecipò ai campionati mondiali della matematica già da studentessa, e poi è stata non so se è la prima donna, comunque una delle pochissime a prendere il premio Fields, che è la medaglia Fields, che è in effetti il
premio Nobel per la matematica, visto che non esiste il Nobel specifico per la matematica. Purtroppo è morta in età abbastanza precoce, insomma, però ci rimangono i suoi insegnamenti. Ecco. È una figura sarda da poter, come dire, illustrare ai ragazzi che numerosi parteciperanno oggi. Qui dentro abbiamo per esempio Mamma Meli Calvino. Forse è più noto il figlio sicuramente, però Mamma Meli Calvino è stata una botanica molto importante, è stata una direttrice anche dell'Orto Botanico di Cagliari, insomma, e con comunque una carriera accademica importante. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Nuovo Toyota RAV4 Full Hybrid. Più di quanto immagini. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Io vedo in Eva Mameli una donna molto moderna. Non deve essere stato facile per Eva essere la prima donna a conseguire una libera licenza in botanica. La fama della riviera dei fiumi dipende soltanto da lei. Questa modernità la rende molto interessante. Io ero lì e mi domandavo chi è lei. Non deve essere stato facile portare avanti le proprie idee e perseguire i propri obiettivi con determinazione. Creare un
un'estazione sperimentale agronomica anche nella loro patria, nel loro paese. E di quel profumo meraviglioso di gelsomino che si mescolava con quello delle rose, tante rose. La bellezza dentro e fuori di noi. Non è ancora facile oggi essere una donna scienziata. Un'aura speciale. La scienziata Eva Mameli Calvino merita di essere portata ad esempio. C'era anche il loro piccolo, Italo. C'era come una luce intorno a lei. Oggi a Cagliari un omaggio a una donna sarda dell'Ottocento, Eva Mameli Calvino, per i nostri telespettatori la mamma di Italo Calvino. Come nasce questo progetto? È da anni che io, da tanto tempo che cerco di lavorare sulle biografie delle grandi donne, quelle che hanno con la loro storia e con la loro vita, con le loro azioni, con la loro sensibilità fatto proprio la storia. E Eva Mameli Calvino è assolutamente una di queste, lo è per l'importante scienziata che è stata, lo è per le azioni appunto che ha fatto e lo è anche come splendida madre di Italo e di Floriano Calvino. E devo essere sincera, è proprio anche la mia passione per la letteratura e anche in particolare per Italo Calvino che mi ha un po' condotto da lei. Per la curiosità che ho di scoprire anche chi sono le madri di molti dei nostri grandi della letteratura, della storia, della scienza, insomma le grandi personalità dell'umanità. E devo dire che gran parte delle volte dietro alla costruzione di questi uomini o di queste donne ci sono delle madri speciali, particolari, come appunto lo è stata Eva Mameli Calvino per i suoi figli, per Italo e per noi tutti in fondo, perché le sue scoperte, il suo impegno è poi quello che ha iniziato un percorso molto importante per la scienza, per il nostro ambiente, per l'emancipazione del femminile, anche per i giovani. Molte sono le intuizioni che Eva ha avuto a favore dei più giovani, per sensibilizzarli al rispetto della natura, fondando delle riviste fatte proprio per i giovani in un momento storico dove tutto questo era davvero molto raro. Ecco appunto una donna con grande intuizione, con grande sensibilità, pazienza e passione, questa grande passione che poi muove tutte le anime grandi. Isabelle, ci racconta come regista come ha strutturato questo docufilm? Io amo molto lavorare su progetti che si muovono nella multidisciplinarietà. E poi mi piace anche la lunga gestione dei progetti. In particolare, per esempio, questo, Eva degli Iris, nasce come progetto, come proposta teatrale prima, quindi io ho scritto prima la drammaturgia, dopo aver studiato il personaggio, essermi innamorata di Eva, poi una volta appunto proposto la pièce teatrale, che ha avuto un suo percorso importante in molti festival, penso adesso a per esempio i Solisti del Teatro, che è una storica vetrina per appunto proposte di questo tipo, è cominciata la progettualità per farlo diventare un docufilm, e quindi abbiamo strutturato insieme a Rodolfo Martinelli Carraresi un percorso
appunto che potesse collegare tante arti, coinvolgendo le università, coinvolgendo le scienziate del nostro tempo, che potessero raccontare appunto Eva, i momenti di anche la musica è stata anche molto 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 importante, e poi dei momenti di fiction vera e propria, dove Eva è stata animata da delle attrici che l'hanno raccontata nei diversi momenti della sua vita, e c'è anche un momento in cui partecipa Italo, uno dei suoi 2 figli tanto amati. Poi ci sono anche dei momenti offerti dalle tavole che animano il suo percorso, tavole delle illustrazioni, delle mie illustrazioni che le raccontano, e insomma è nato proprio passo passo, con grande appunto passione e voglia di animare tante discipline per poterla offrire al pubblico, dando la possibilità di emozionarsi, oltre naturalmente che venire a conoscenza della sua vita e delle sfumature della sua personalità. L'occasione è anche propizia per la presentazione in abbinata di un suo libro. Sì, Virinoi, Angeloi e Leoninoi è un'antologia biografica, antologica, che unisce le figure di tante donne che hanno, con la loro vita, con la loro storia, animato proprio la storia dell'umanità, e naturalmente c'è un capitolo dedicato proprio a Eva Mameli Calvino, dove la si racconta, che è una trasposizione letteraria di quello che è stato il primo progetto drammaturgico di cui ho raccontato, e quindi è un'occasione anche per appunto focalizzare un po' il pensiero e la conversazione proprio sul femminile, su quanto appunto la figura della donna sia importante in tutte le discipline dell'umanità, come lo sia sempre stata, e come ancora però purtroppo ha difficoltà nel imporre la sua presenza e la sua personalità nella nostra società. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai.
Nuova Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Tua a 16.900 euro, con 4.000 euro di incentivi Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Olimpia è un nome e un simbolo nella storia dello sport sardo del secolo scorso. Sono indimenticabili le vicende che hanno avuto per protagoniste nella pallacanestro e nella pallavolo due grandi società unite nel suo nome, ma con storie profondamente diverse. Per due lustri nel basket degli anni 70 si distinguevano a livello nazionale i campioni del Bril Cagliari di Otello Formigli e Avilanda, e al tramonto degli anni 90 nel volley Sant'Antioco di Radames Lattari, la prima squadra sarda approdata alla 1, adottata dal Palasport di Cagliari, gremito in ogni ordine di posti. Nei giorni scorsi, per iniziativa di uno dei pochi giocatori sulcitani che militavano in quella squadra, nella sede regionale del CONI si sono ritrovati quasi tutti i protagonisti di quell'impresa. Quanto è stato impegnativo organizzarlo? Diciamo che quando fai qualcosa che ti piace, la fatica e tutte le problematiche tendono a non essere poi un peso. Diciamo che è stato difficile trovare una data che potesse accontentare tutti. È già difficile mettere insieme 5 persone per andare a cena, immaginiamo portare da tutte le parti del mondo i vari ex giocatori, allenatori che hanno fatto parte di questa mitica squadra del 93-94. Sì, quindi sì, è stato impegnativo sotto questo punto di vista, assolutamente. Che ricordi ha lei da ex giocatore di questa squadra? Beh, io insieme a Giuseppe Rai ero l'unico giocatore di Sant'Antioco di quella squadra, facevo parte del vivaio che poi prese parte anche alla prima squadra. È stato sicuramente per me un inizio importantissimo insieme a tutti questi grandi campioni, quindi assolutamente dei ricordi bellissimi che tuttora vivono nella memoria di tutti noi ex giocatori, ma anche della squadra, della popolazione di Sant'Antioco. È veramente una grandissima emozione. Già da ieri, quando siamo incontrati con alcuni, anche oggi, è un grandissimo piacere perché sono stati anni bellissimi della nostra vita, anche personale, non soltanto professionista, e così eravamo una grande famiglia e è bellissimo rincontrare a tutti. Quando la guida di una squadra in una regione come la Sardegna, di Sant'Antioco, portata poi in promozione in quegli anni, che ricordo ha? Il ricordo più grande è che era un gruppo che ha capito che doveva essere molto uniti insieme con i dirigenti, con la tifoseria, perché volevamo arrivare a un posto molto lontano, un posto molto grande nella pallavolo italiana, e credo che abbiamo fatto un risultato straordinario, perché con tanta difficoltà non potevamo giocare a Sant'Antioco, dovevamo giocare a Cagliari, e così dovevamo acquistare il pubblico di Cagliari, e i tifosi di Cagliari siano messi insieme ai tifosi di Sant'Antioco, e così il palazzetto sempre pieno, e tante cose
bellissima, tante difficoltà. Credo che il gruppo sia unito di più per arrivare a questo risultato che secondo me è storico. Per me è bellissimo incontrare tutti i giocatori, tutti i presidenti. Io sono molto contento che è stata fatta questa iniziativa. È bellissimo trovare, dopo 32 anni, trovare gli stessi compagni della squadra e che abbiamo fatto una bella cosa. Io ho giocato solo un anno qui, però tanti ricordi belli. Io mi trovavo molto bene in Sardegna. Adesso proprio sono in vacanza. Ho approfittato di fare questa riunione con i miei compagni. Qual è il ricordo più bello di quegli anni che hai giocato? Sempre quando vinci sono bei ricordi. Noi abbiamo fatto una promozione in A1, abbiamo lasciato belli ricordi, per questo sono contento di questo qua. Quasi ogni tanto vengo in Sardegna a fare le vacanze. Ma è un'emozione già dall'aereo, quando stavo guardando Cagliari e Sardegna dal finestrino dell'aereo, ero già emozionato. Sono tanti anni passati, sono passati tanti anni, però come quei ricordi sono così forti, almeno anche la mia carriera, no? Perché tutta la mia carriera comincia di qua. Quando sono arrivato come 23 anni, primo spagnolo che arrivava in Italia a giocare, sono venuto per fare quell'open, per cercare una squadra, per farmi un po' vedere, e subito loro hanno detto a me hanno fatto l'offerta di rimanere. Ho detto subito di sì, e poi con questo mister Radamel Latari sono riuscito, anche con la società, no? Col presidente Asti, altri, c'era anche pure Valiero, c'era il dirigente Valiero, c'erano tutti. Ho visto una città proprio coinvolta, no? C'era tutti insieme, tutta la pallavolo, era veramente fantastico. Dal primo giorno è stato bello, si è costruita una squadra fantastica. Christoph Stelmat, che arrivava della 1, che era di Cuneo, che non sapevano, c'erano anche i fratelli di Palma che volevano giocare insieme, Giorgio Valde, che erano giocatori di Serie A1. Si è fatto una squadra che ha vinto praticamente tutte le partite, portando emozioni, portando un bellissimo gioco. Secondo me è una squadra molto, molto tecnica, molto bella, che col complemento del nostro capitano Giuseppe Lai, che iniziava a fare praticamente libero, non il sistema libero, però l'avevamo detto anche prima con l'altro compagno, con l'altro giornalista, se fosse assistito, diciamo, quel ruolo del libero, Giuseppe Lai sicuramente era uno dei migliori, no? Però un centrale con 85, un po' atipico, però siamo riusciti a fare veramente delle cose molto belle. Ringrazio gli organizzatori, Mario Bonamici e tutte le persone che l'hanno aiutato a far sì che si potesse fare questa riunione. Credo che sia un momento importante per la pallavolo sarda, ma soprattutto un momento importante per tutto lo sport sardo, perché è un ricordo indelebile quello della pallavolo Sant'Antioco. Hanno veramente fatto delle cose straordinarie in un momento storico, quindi credo che sia giusto e doveroso ricordare quei momenti che sono stati dei momenti splendidi per lo sport sardo. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo Ene.
Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Gli stimoli digitali non sono neutri, tutt'altro. Una loro esposizione prolungata incide sulla capacità di controllare le emozioni, riduce l'attenzione e genera nei minori una condizione di passività e dipendenza. Produce insomma un vero e proprio cambiamento delle funzioni del cervello. Spegni il cellulare, non spegnere il cervello è il titolo dell'incontro dibattito promosso dall'Associazione Socialismo, Diritti, Riforme, un'iniziativa su un tema di assoluta attualità,
che intende avviare un percorso di sensibilizzazione sull'uso responsabile dei dispositivi elettronici tra i minori, promuovendo una riflessione su un argomento che da tempo sta destando vivo interesse tra chi si occupa di sviluppo neurologico delle più giovani generazioni. Non si tratta di demonizzare l'uso del cellulare o degli altri dispositivi digitali, ma di conoscere gli effetti sullo sviluppo del cervello. La questione riguarda tutte le istituzioni, a partire da famiglia, scuola e chiesa. La frequentazione del mondo digitale da parte dei minori potrebbe costituire un'attività rischiosa per il loro benessere, sia per il tempo sottratto alla loro crescita nel mondo fisico, sia per l'esposizione a contenuti e relazioni inadeguati. La famiglia e lo Stato sono in grave ritardo nell'adempimento del dovere di protezione, in particolare di educazione e di salvaguardia della salute dei minori. Il dovere costituzionale di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza impone con urgenza interventi anche normativi, come accade in alcuni paesi, prima fra tutti l'Australia e in Europa la Spagna e la Francia, avviati con decisione. Una questione che deve essere affrontata quando si lavora con i bambini e con gli adolescenti. È un mondo che ha delle regole, che ha dei contenuti. Regole e contenuti devono essere ovviamente conosciuti dalle persone che hanno il dovere di proteggere e di educare i minori, quindi la famiglia, ma quindi lo Stato. Io mi occupo di salute mentale e come tutti i miei colleghi neuropsichiatri abbiamo rilevato ciò che sta succedendo dappertutto, insomma, nel mondo, non ci sono differenze. L'avvento dei social, insomma, l'uso comunque dei tablet e dei PC ha sicuramente un impatto sulla salute mentale. Sì, si è rilevata già da prima del periodo del Covid, che ovviamente ha aumentato molto, insomma, l'uso di tutti questi device, si è rilevata proprio un aumento della prevalenza di disturbi psichiatrici, quindi stiamo parlando di salute mentale su cui veramente c'è una conseguenza, quindi è importante parlarne, se ne sta parlando, insomma, a tutti i livelli, sono presenti delle linee guida, anche, devo dire, anche sarde, fatte anche italiane, fatte benissimo, che devono essere ancora più divulgate, perché sono dirette soprattutto ai genitori, che sono i primi educatori, i primi responsabili dello sviluppo del bambino, del piccolo, che insomma, che cresce e che deve crescere senza pericoli di insomma, alterazione della sua crescita, legate proprio all'uso allo screen time. Dottoressa, in questo periodo storico non cala l'attenzione su quelli che sono i disagi adolescenziali dei giovani, dei bambini e delle famiglie, appunto per quanto riguarda quello che è il loro inserimento sociale. Dal suo osservatorio, l'adolescenza, che è un periodo di cambiamento, come bisogna affrontarla? Sì, esatto, appunto, l'adolescenza è un forte periodo di cambiamento dal punto di vista psicologico, emotivo e appunto fisico, perché i ragazzi in questa fase di vita iniziano a farsi tutta una serie appunto di domande, sperimentano nuove emozioni e fanno nuove scoperte e non sempre riescono appunto a stare al passo con tutto questo. Si chiedono appunto chi vogliono diventare, si chiedono dove vogliono andare e non sempre hanno una linea guida che li accompagna in questo. Oltretutto vogliono sempre sentirsi connessi a quello che c'è fuori e molto spesso queste connessioni col mondo esterno, che oggigiorno avvengono soprattutto con i social network, li fanno sentire sempre indietro, non realizzati, perché quello che insomma i social mostrano è qualcosa di non sempre reale, perché è tutto molto perfetto, tutto molto performante e la maggior parte dei ragazzi non vive
quello che a noi arriva, e quindi questo può appunto creare delle problematiche che vengono espresse attraverso delle emozioni che non sempre sono funzionali, e vanno ad intaccare appunto l'autostima, che appunto è l'autostima, il valore che ognuno di noi attribuisce a se stesso. Viene sempre messo molto in competizione con quello che arriva da fuori, e molto spesso vengono agiti anche dei comportamenti disfunzionali nei confronti dell'altro. Vediamo appunto nelle scuole con il bullismo e con tutti quegli atti appunto che vengono attuati contro le persone che sono un po' più fragili. Lei ha partecipato in tempi non sospetti anche a progetti che le amministrazioni mettono in gioco sul territorio, soprattutto per le famiglie disagiate. Però la divulgazione è fondamentale, i progetti funzionano, anche quelli pilota in Sardegna, però l'aiuto viene dato sempre dopo che scaturisce l'evento, a volte anche di cronaca purtroppo. Esatto, diciamo che dal punto di vista della cura della salute mentale c'è ancora tanto da fare, no? Perché si parla tanto di quello che andrebbe fatto, però poi ci sono dei buchi immensi, e spesso sono i giovani stessi a chiedere aiuto e a non poter prendersi cura magari di disagi o di difficoltà che hanno. Infatti un aspetto molto importante è il dialogo che si instaura con il genitore o comunque l'adulto di riferimento, perché questi ragazzi vanno ascoltati. Quello che manca oggigiorno è l'ascolto da parte dell'adulto, perché molto spesso in figura c'è il giudizio e invece loro vanno assolutamente ascoltati, anche se a volte non si riesce sempre a essere in linea con quello che loro pensano. E sì, io ho partecipato appunto a un progetto di educativa di strada appunto con Luca Pisano, andavamo appunto in strada il fine settimana ad accogliere le richieste e a parlare con i ragazzi, un progetto appunto del Comune di Cagliari, e mi sono veramente resa conto su strada di quanto disagio appunto ci sia, ma dalla preadolescenza, quindi dai ragazzi dai 12 anni in su, appunto dove fanno un uso di alcol e di droghe in un'età in cui dovrebbero fare tutt'altro. Spensierati. Esatto. Si parte sempre dalla famiglia, se il disagio è in famiglia poi si ripercuote sul minore e il minore fuori porta a questo disagio. Molto spesso sì, la famiglia è una variabile fondamentale che spesso innesca proprio delle situazioni che sono disfunzionali, ma non è sempre questo indice, no, di negatività. Molto spesso sono anche ragazzi che appartengono a delle buone famiglie, però come dicevo prima magari non c'è un buon dialogo, non sono ascoltati, e questo poi comporta magari nel ragazzo stesso, lo porta a fare delle scelte che non sono adeguate, ecco. Ritornando al discorso dei social media e della tecnologia, il Covid, che sembra lontano, ma in realtà è qualche anno che è passata la pandemia, ha dato comunque un incremento a questi disagi. Sì, molti ragazzi hanno appunto accusato il periodo del Covid, si sono chiusi in loro stessi e hanno poi faticato a riaprirsi all'esterno. Molti hanno iniziato il liceo facendo appunto le lezioni con la didattica online, chi ha iniziato appunto l'università, insomma c'è stato tutto un cambiamento che ha ridotto la socialità e l'entrare in contatto con l'altro, e questo ha fatto sì che si creasse un maggior impatto con appunto, non so, i videogiochi, i social, i legami virtuali, questo sì. Dal suo osservatorio sempre, come si fa a chiedere aiuto? Questi ragazzi, c'è chi riesce, chi prova, anche a me molto spesso arrivano delle richieste, però poi non hanno le famiglie, i fondi per poterli aiutare, chiedono aiuto a scuola. Per fortuna lo sportello d'ascolto adesso a scuola sta andando di più, perché la psicologia e la psicoterapia è meno stigmatizzata. Adesso sono i ragazzi stessi che chiedono aiuto ed è vista come una risorsa, non più come una criticità di cui appunto vergognarsi. Quindi vedo nei giovani, io ne seguo diversi qua in studio, che c'è proprio un bisogno e una voglia di prendersi cura della propria salute mentale, questo sì. Questo per quanto riguarda i ragazzi, invece gli adulti? Gli adulti riscontro da parte del genitore o appunto adulto di riferimento spesso un'apertura,
in quello che si fa appunto nel mio studio, insomma con la psicoterapia, altre volte una resistenza, quindi in qualche modo cercare di sminuire o negare quello che effettivamente il ragazzo sta attraversando, ovviamente per delle loro difficoltà. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.